Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di Replay. Oggi, 11 giugno, in diretta dagli studi di Teleeuropa Network, vi racconteremo la notte magica che si è vissuta allo stadio San Vito Marulla ieri sera. Cosenza ha battuto per 2-0 il Sud Tirol e ha avuto accesso alla finale di Pescara che si giocherà il 16 contro il Siena. Vi racconteremo questo insieme ai nostri ospiti che vado subito a presentare, partendo dal coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Buon pomeriggio, oggi è una bella, veramente bellissima giornata. Una giornata ricca di emozioni, la città quella di ieri sera e come giustamente dicevi tu abbiamo tanti cose. Silvia, presenta gli ospiti. Per Cosenza Channel, Antonio Clausi. Salve a tutti, buon pomeriggio. Per il Giornale di Sicilia, Massimo Mitidieri. Buon pomeriggio. Per il Cosenza Calcio, il dirigente dottor Carlo Federico. Buon pomeriggio. E il nostro amico Aldo Cennamo. Salve. Aldo, la mia voce sta lentamente ritornando, la tua? La mia anche sta ritornando lentamente. Allora, Franco, Sì. raccontiamo questa, come abbiamo definito, notte magica, perché si è vissuta praticamente un'emozione che ha coinvolto una città intera. Fino a tarda notte a Cosenza, insomma, c'è stato il delirio, sfilate, caroselli, di tutto di più, un'atmosfera che non si viveva da tantissimi anni. E allora, raccontaci tu dal punto di vista tecnico che cosa è successo. La vittoria è stata raggiunta proprio nell'ultimo minuto di gioco, ad un passo dall'andare ai tempi supplementari. Sì, è stata una bella notte, una notte magica, io posso dire quello che ho scritto questa mattina sul Corriere dello Sport. Forse c'è un problema sul tuo microfono. Vai. Ah, ok, vai, sì. Mi dicono che possono Vai. continuare. Dicevo, è stata una notte magica, hanno vinto i 20.000 del Marulla, ha vinto il meraviglioso pubblico di Cosenza, ha vinto Braglia con i suoi cambi e ha vinto la squadra che ha messo in campo cuore e determinazione, veramente il cuore oltre l'ostacolo. Ho visto un Sud Tirol che nei primi 45 minuti ha cercato con una tattica attendistica di portare a casa questo 0-0, poi nella seconda parte della gara un Cosenza veramente eccezionale, straripante, che ha messo in difficoltà la formazione di questo allenatore giovanissimo. Io lo ricordo nell'Atalanta di Munti, nell'Ascoli in Serie B, bisogna tenerlo d'occhio. Nel Vicenza. Questo Paolo Zanetti è un allenatore che farà carriera perché non aveva ieri le qualità che magari poteva avere il Cosenza, però la sua squadra, il Sud Tirol, non dimentichiamo che insomma ha fatto un ottimo campionato e ha avuto una migliore difesa, un solo gol rispetto al Padova. Detto questo, caroselli hanno finito fino a tarda ora e il Cosenza ha spinto fortissimamente fino a cercare la vittoria che ha ottenuto con grande merito e ora si andrà a Pescara il 16, al momento alle 20:45 fissate, so che ci sono dei movimenti, poi ci darà qualcosina qui il dirigente dottor Federico, probabilmente per anticiparla, però ripeto, al momento resta fissata la partita sabato prossimo alle 20:45. I cambi di Braglia, il passato dal 3-5-2 al 4-3 con un terzetto d'attacco con Barclay, che è stato quello che in effetti poi ha cambiato le carte in tavola insieme a Ok, allora, poi ritorniamo dopo sulla partita con gli highlights. Allora, Antonio, un finale rocambolesco al Cardiopalma, insomma per i tifosi del Cosenza è stata veramente dura arrivare alla fine e nessuno forse poteva immaginare un finale così bello. No, assolutamente, è come un copione di un film, un lieto fine, probabilmente non poteva scriverlo un regista migliore, perché dopo un primo tempo in cui qualche dubbio era iniziato a serpeggiare nelle menti dei tifosi, nel secondo tempo il Cosenza è riuscito a trovare prima il gol e poi quell'arrembaggio convinto, incurante del fatto che si potesse andare ai supplementari o peggio potesse segnare il Sud Tirol, ha portato al gol catartico, quella liberazione con la Toreto,
che ha scatenato il tripudio sugli spalti e ha liberato per la città caroselli, come ha detto Franco, bandiere rosso-blu e finalmente ha fatto spuntare questa mattina vessilli un po' ovunque, sui balconi e nelle piazze di questa città. Serviva quella scintilla, si è sempre detto, Cosenza ha il calore di una città come se fosse una città medio orientale, e ha lo stesso calore di quando si va a giocare magari nelle coppe dei grandi, in Coppa Campioni, in quegli stadi tipo ad Istanbul, nello stadio del Galatasaray, del Besiktas, quegli stadi caldissimi, e ieri il San Vito Marulla era uno di quegli stadi, uno stadio che pulsava di vitalità, pulsava di amore per la propria squadra, perché è giusto sottolineare una cosa: i vecchi pienoni sono stati fatti una volta per la Lazio, una volta per la Juventus, una volta per l'Inter, questa volta il pienone è stato fatto per il Cosenza. Quindi significa che l'amore della provincia per la squadra era semplicemente spento, doveva essere riacceso, era sotto il tappeto, è bastata questa scintilla dei playoff per fare riscoprire un po' a tutta l'Italia cosa significa il tifo a Cosenza. Bene, allora Massimo, dicevamo a microfoni spenti che a fine primo tempo avevi una faccia abbastanza scura, avevi perso un po' il sorriso, invece poi cosa è successo? Il sorriso è scomparso in seguito alla tensione, alla preparazione della partita, a tutto quello che è stata la macchina organizzativa prima che si disputasse questa partita. Poi c'è stata la partita, e la partita ha esattamente rispecchiato quello che era il cliché che tutti ci aspettavamo. Cioè una squadra al Sud Tirolo che praticamente si è chiusa a riccio, ma a Bolzano non aveva fatto diversamente, e con il Cosenza che onestamente, se noi andiamo a guardare anche quello che è stato il percorso nel campionato, quando il Cosenza ha incontrato squadre a specchio così speculari e così chiuse come la Sud Tirol o il Sud Tirol, praticamente il Cosenza ha sempre sofferto. È successo con Siracusa, ma è successo anche per esempio con l'Akragas. Quindi il mio timore era quello di non farsi prendere troppo dalla mano nella fase iniziale, perché tutti quanti dicevano saranno determinanti i primi 20 minuti. Io non ero d'accordo, perché secondo me l'errore più grave che avrebbe potuto fare il Cosenza era quello di riversarsi in attacco nel tentativo di sbloccare subito il risultato. Sotto questo aspetto il Cosenza, devo dire, che ha risposto egregiamente. Non abbiamo fatto granché nei primi 45 minuti, perché comunque le maglie erano molto strette. Poi nella ripresa è successo quello che Braglia aveva già paventato, perché poi al termine della partita Braglia ha confermato al collega Antonio Lopez, mi sembra, il fatto che comunque Baclé sarebbe entrato. È entrato, l'assetto tattico è completamente modificato, loro sono andati ancora di più a corto di ossigeno. E poi qui vorrei veramente aprire una parentesi mostruosa nei confronti. Sì, quindi praticamente poi il calcio è bello perché quando meno te l'aspetti esce dal cilindro il gol quando mancano esattamente 2 secondi al termine dei tempi di recupero, e quindi quale migliore occasione per festeggiare? Dottore Federico, allora facciamo i complimenti anche alla macchina organizzativa, alle forze dell'ordine, alla società che ha gestito anche la sicurezza, prefetto, questore, il questore, la Rigos, polizia, insomma tutte le forze dell'ordine, perché comunque era un evento che portava a confluire 18.000 persone, un evento comunque che non c'era da tantissimi anni, ed è tutto insomma filato alla perfezione. Sì, anche da questo punto di vista la società si è mossa molto bene. Innanzitutto corre l'obbligo di ringraziare tutte le autorità, dal sindaco al prefetto al questore, ma voi sapete che ci sono state fatte diverse riunioni. Sì, c'è stato Luca Giordano qui da noi. Sì, si è presieduto a diverse commissioni. Per cui ecco, corre l'obbligo di ringraziare le autorità che sono state disponibilissime. Poi ecco, io vorrei ringraziare, a parte chiaramente tutto l'entourage della squadra, voglio ringraziare persone appunto come Luca Giordano, l'ingegnere Giordano, che è stato veramente fenomenale, ma anche i ragazzi della biglietteria. Non li cito tutti perché mi sembra di far torto a qualcuno, però il loro, diciamo, punto di riferimento è Teodoro Gioia, ma
attorno a lui ruotavano tantissime altre persone che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. Un evento, come giustamente dicevate, quasi storico, nel senso che con il discorso di tornelli, filtraggi, prefiltraggi, biglietti nominativi, cioè noi abbiamo dovuto consegnare ogni biglietto alla singola persona, quindi considerate che questa società tutto sommato giovane dal punto di vista proprio organizzativo ha fatto un lavoro egregio. Non mi è giunta nessuna segnalazione, poi è chiaro che le piccole difficoltà a fronte di un così alto numero di persone ci sono, bisogna avere tutti quanti un po' di pazienza, però ecco, il tecnico del Sud Tirolo diceva che alle 7 già quasi tutto lo stadio era pieno, per cui ecco, anche la cittadinanza e i tifosi hanno dimostrato grossa maturità, nel senso che hanno ascoltato i nostri inviti a venire per tempo a seguire l'evento. Esatto. Aldo, ti ho visto piangere a fine partita. Ma ero emozionato perché era tanta la tensione che si è accumulata per una partita importante, decisiva. C'erano tutte le condizioni per noi che siamo tifosi e commentiamo di emozionarsi, perché chi non si emoziona secondo me non ha cuore. Io il cuore ce l'ho, per cui mi sono emozionato come tanti si sono emozionati. Ma quello che mi preme dire, e quindi ringrazio per la presenza del dottore Federico, che mi onora della sua amicizia, per il lavoro che la società ha fatto, ma soprattutto lui ha fatto, perché io l'ho detto anche in altre trasmissioni, da quando ha preso in mano le redini a fare alcune cose, le cose vanno meglio, funzionano meglio, perché da soli non si fa nulla, ci vuole il concorso di tutti, la cosiddetta catena di Sant'Antonio. Per quanto riguarda invece la partita, 30 secondi le voglio spendere. A telecamere spente con Franco, l'ultima trasmissione, io mi ero permesso di azzardare che forse un 4-3-3 avrebbe potuto spingere il Cosenza a vincere la partita. Sono contento che nel momento in cui Braglia nel secondo tempo ha visto che c'era una certa sofferenza soprattutto in attacco, ha tolto un difensore per mettere più dietro Dorazio e ha messo Baclé. Con questa mossa, con il 4-3-3, il Cosenza ha avuto la spinta necessaria e ha vinto la partita. Un'altra annotazione, chiudo. Chi si era permesso di dire che il pubblico, il tifo non era il 12esimo, il 13esimo o il 20esimo in campo non ha capito nulla del calcio. Il tifo è l'anima dei giocatori. Quando i giocatori di fronte a quel pubblico si sono sentiti quella folla che li acclamava, il Cosenza è riuscito ad avere la spinta giusta, la cattiveria agonistica giusta per vincere, altrimenti questa partita non si vinceva. L'ha vinta il pubblico, l'ha vinta la squadra, l'ha vinta Braglia, l'ha vinta la società, l'abbiamo vinta tutti noi. Quindi il pubblico ha fatto la grandissima sua parte, così come l'ha fatta Braglia e i suoi giocatori, che hanno dimostrato di avere un grande cuore per questo grande Cosenza. Franco, allora, prima c'era un problema tecnico sul tuo microfono. Oggi è scritto sul Corriere dello Sport, come ogni lunedì. Faccio un po' la sintesi. Sì, la sintesi in 30 secondi, perché poi abbiamo dei documenti filmati da avere, gli highlights, abbiamo le interviste di Braglia e del tecnico Zanetti, ma mi riporto alle parole di Aldo Cennamo, che da attento lettore insomma, ha inquadrato molto bene quello che ho scritto. È stata la vittoria dei 20.000 del Marulla, la vittoria del cuore, della determinazione, la vittoria di Braglia, che con i suoi cambi, passando dal 3-5-2 al 4-3-3, con un tridente d'attacco importantissimo formato da Baclet e Ocheré, che Tutino ha messo in difficoltà alla difesa del Sud Tirol, che per i primi 45 minuti ha tenuto bene, poi negli ultimi 20-25 l'ho vista in affanno anche con gli esterni. Quindi le mosse di Braglia, l'ingresso di Baclet, però vorrei sottolineare un giocatore, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, che è stato sfortunatissimo, e mi riferisco a Loviso. Per quanto mi riguarda gli ho dato un bel 7 in pagella, perché lo ha meritato, con i suoi calci piazzati, con i suoi corner, con la sua battuta sul calcio di punizione per il quale il Cosenza ha ottenuto il primo gol. Loviso è stato veramente importante per il Cosenza, perché è un uomo di esperienza, non dimentichiamo che ha giocato in Serie A, ha vestito le maglie di Livorno, di Bologna, dell'Ascoli, quindi in questa finale di Pescara anche il suo apporto sarà importante per la causa rossoblù. Silvia.
E allora io andrei a vedere proprio il film di questa partita, quindi chiederei alla regia di mandare gli highlights di Cosenza Sud Tirolo. Ecco, se qualcuno, se Massimo Mitidieri o anche Antonio Clausi ci vogliono supportare in questa appunto visione degli highlights, Enzo Leonetti in regia, Massimo fino alla camera. Qui vediamo i tifosi rossoblù, sono arrivati in 20.000, questa è la fotografia del portiere ex Avellino del Sud Tirolo Fredi e questo è l'arbitro. Come è andato l'arbitro, Silvia? Benissimo, è andato bene, non gli ho dato la sì. sufficienza, l'arbitro era di Arezzo, Volpi di Arezzo. Volpi di Arezzo. Ecco qua, qui ci sono i fumogeni, dicevamo una grandissima cornice di pubblico, il Sud Tirol in maglia bianca e il Cosenza solita maglia. Qui vediamo Corsi, una squadra che per i primi 45 minuti, come ho scritto, pendeva a destra, perché Corsi è stato padrone, signori miei, di quella corsia. Ha giocato poco su Dorazio, mentre nella ripresa si è visto spingere anche Dorazio sulla sua corsia di competenza, ossia quella sinistra. Qui il Cosenza cerca di provarci con qualche imbucata, ma il Sud Tirol tiene bene. Consideriamo che mancava Sgarbi nella difesa del Sud Tirol, così come Dermaco in quella del Cosenza, e al suo posto il tecnico Zanetti ha inserito Frascatore, che poi sarà quello che praticamente commetterà l'autorete, regalerà poi la vittoria Franco, al Cosenza. prima parlavi di Corsi, che era padrone indiscusso della corsia di sì. destra, proprio perché l'assenza di Sgarbi ha indotto Zanetti a spostare Frascatore al centro, un po' a sorpresa, perché molti ci aspettavano Baldan. Aspettavano tutti Baldan, l'aveva detto anche... O Baldan o che fosse Vinetò, comunque un signor difensore, abbiamo visto, ad essere posizionato. Valoti lo abbiamo avuto qui, ha detto che avrebbe giocato Baldan, poi Zanetti ha fatto una Comunque, decisione avere citato Valoti, permettimi di fare i complimenti a Valoti per aver allestito una bella squadra. È vero, una bella squadra. Anche se molto probabilmente noi il vero valore della Sud Tirolo non l'abbiamo visto in queste due partite, perché per me, se dovessi esprimere un giudizio nei confronti di questa squadra di Bolzano, onestamente abbiamo visto una buona difesa, rocciosa, ma nelle fasi di propositivi purtroppo nell'arco dei 180 Qui vediamo, siamo praticamente nei minuti che precedono il gol, è iniziato l'assedio, sì, con Pascali che si proietta in avanti, e qui i soliti calci piazzati. Dalla destra l'ho visto, incorna benissimo Baclet e il Cosenza arriva al vantaggio. Che opportunismo, una bolgia il Marulla, perché ripeto, Loviso ha battuto alla perfezione questo calcio di punizione dalla destra e ha incornato benissimo Baclet. Eccolo qua. Franco, è un'eresia dire che lo stadio di ieri ricordava quello della promozione di Gianni Di Marzio? No, un'eresia no, assolutamente, ci mancherebbe altro. Siamo lì. Vabbè, manca un anello. Qui c'è il Cosenza che è ancora in avanti, prima era stato Tutino che era arrivato a pochi centimetri dal gol, qui c'è un tiro dalla distanza di Okereke e qui c'è un fuorigioco di Bruccini e l'assistente di linea poi alzerà. Ecco, c'è il figliolo di stranamente non parlava, di solito lo vediamo sempre agitatissimo. Qui c'è sempre Dorazio, un cross dalla sinistra e qui il portiere ha fatto un miracolo. Ecco, ha perso la parola in questa fase della partita. Perché c'è uno stacco e questo è il Baclet, gol. e questo è il gol. Ecco qua. Ecco il Trinchera che va ad abbracciare, Braglia. C'è stato un mio amico che vive fuori, vive a Barcellona e ha seguito la partita. Qui Teodoro, Gioia pure in campo. Ha seguito la partita su Perez, piangono tutti. Ha seguito la partita sul web questo amico mio. Mi ha detto che al 2-0 ecco il grande Loviso. La telecamera come in Argentina, quando al gol del Boca Junior la telecamera trema. In realtà è tremata anche la tribuna, se vogliamo. Autorete di Frascatore che si mette, caro dottor Federico, le mani nei capelli per dire ma cosa ho combinato. E qui c'è l'abbraccio dei giocatori del Cosenza. Sicuramente a rivedere queste immagini viene la pelle d'oca, perché è stato tutto meraviglioso, diciamo così. Antonio, allora, dopo poco si è conosciuto anche il nome dell'avversario che il Cosenza incontrerà in questa finale e tu sei stato uno di quelli che auspicava il Siena. Sì. Perché? Aveva 2 espulsi, aveva una sfilza di ammoniti che gli porterà almeno altri 2 squalificati, senza contare poi quello che è successo negli spogliatoi. E quindi affrontare magari un Catania, non dico al completo, ma quasi, o un Siena falcidiato da qualche infortunio,
perché non dimentichiamoci che Boulevardi, se non sbaglio, è uscito infortunato. Ma anche Gerli erano già tutti e due diffidati, saranno squalificati. Più 4 squalificati vuol dire affrontare una formazione che seppur è arrivata seconda, come sul Tirol, nel girone di riferimento, però non è al completo sicuramente. Al Cosenza mancherà Pascali, però rientrerà, sicuramente rientrerà Dermaco al centro della difesa. Poi si vedrà se Camigliano riuscirà a riprendersi all'infortunio. Quindi diciamo il Cosenza è completo al 90%, il Siena è al 70-75%. Dottore Federico, Massimo e poi il dottore Federico voleva intervenire, forse sugli infortunati, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo dire giusto il discorso che ha fatto Antonio. Però insomma è una squadra che in ogni caso è arrivata alla finale, quindi è bello, è stupendo, ieri ci siamo divertiti tutti, l'entusiasmo eccetera eccetera, però noi abbiamo raggiunto un traguardo, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, cioè il nostro obiettivo è quello a questo punto di andare in Serie B, quindi non voglio pensare ad un Siena dimezzato oppure senza... Assolutamente no. Ha una bella rosa. Ecco, no, cioè, i nostri giocatori sono coscienti della loro forza e affronteremo qualsiasi Siena, come sicuramente l'avremmo affrontato con lo stesso carattere, un Siena magari che poteva presentarsi al completo con l'organico. Ecco, quindi il messaggio che voglio lanciare, ecco, è stato raggiunto un traguardo, l'obiettivo è un altro. L'obiettivo è la Serie B e sono convinto, sono sicuro che questi ragazzi ce la metteranno perché alla fine è un gruppo molto coeso, un gruppo che si aiuta l'un l'altro. Abbiamo visto prima le immagini di Perez che piangeva e Perez non è subentrato e magari teneva moltissimo a giocare, quindi si aiutano l'un l'altro, per cui questo è importantissimo per noi. Quindi da parte della società massima fiducia, consapevolezza dei propri mezzi, ma il Siena è una squadra fortissima nonostante gli infortunati. Il Siena che dovremmo cercare di battere nella finale, quindi concentriamoci sulla partita, noi affrontiamo una signora squadra e noi dobbiamo dimostrare di essere superiori al Siena. Guardate che c'è un allenatore, Mignani, che è un allenatore emergente molto molto bravo, è da tenere d'occhio perché è un allenatore che legge molto bene le partite, l'allenatore del Siena Mignani. Silvia. Devi rispondere? Sì, io volevo dialogare un attimo con il dottore Federico. Poi voglio sentire Aldo anche sul fatto del presidente Guaraccio. Sì. Sono arrivate un po' di mail e poi vi faccio la domandina. Con il dottore Federico di un argomento che comunque è già argomento di dibattito. Il Cosenza ha conquistato la finale. A prescindere dall'esito di questa finale, guardando un po' oltre, guardando un po' sopra di noi in Serie B, ci sono alcune società che stanno zoppicando un poco. Facciamo i nomi, sono di dominio pubblico, sono quelli del Foggia, del Bari, mi pare anche, se non sbaglio, del Cesena. Cesena. Soprattutto il Bari. Io direi che stiamo andando troppo avanti. Un attimo. Lui fa una domanda. A prescindere dall'esito di questa finale, il Cosenza ha già eventualmente i requisiti per accedere e occupare posti vacanti nel torneo cadetto? Allora, da questo punto di vista ti posso rispondere sicuramente sì, però ecco quello che voglio dire, noi dobbiamo concentrarci... Fermo restando che dobbiamo pensare alla finale. Appunto, noi dobbiamo pensare soltanto alla finale, dobbiamo pensare a vincere contro il Siena e basta, quindi vincendo non abbiamo nessun problema. Vero. Quindi non dobbiamo pensare entreremo dalla porta principale. Esatto, poi sappiamo benissimo che ci sono società tipo il Foggia, il Bari, il Cesena, è giusto che sono queste, ma probabilmente ce ne saranno delle altre, ma sono voci, non è che chiaramente... Comunque il attento, questo è il discorso. Assolutamente sì, noi sono situazioni che monitoriamo, ma perché bene o male, insomma, nell'ambito della Lega si sa, e se qualche squadra non dovesse iscriversi, la squadra che viene a prendere il posto è una squadra della Lega Pro, della Serie C, per cui insomma... Prima battuta? In prima battuta. Sì, questo... non c'è la prima... No, al contrario. Ah, è al contrario. È al contrario. Però ripeto, noi per cortesia pensiamo soltanto alla partita contro il Siena a Pescara. Basta, poi... Aldo, ti faccio intervenire subito dopo la pubblicità. Ci fermiamo un istante, restate con noi.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi. Allora, leggiamo velocemente due messaggi che ci sono arrivati. Uno da Giuseppe Tomasi: avrei tantissimo da scrivere sulla partita del pubblico di ieri sera, ma sarebbe davvero troppo. Mi limito soltanto a dire grazie, grazie, grazie. E sabato fateci piangere nuovamente di gioia. Forza Lupi sempre e comunque. E poi un altro di Dione Salvi che dice: Massimo Dione Salvi, un infinito grazie ai calciatori del Cosenza per l'ennesima dimostrazione di quanto siano attaccati alla maglia e ai nostri colori. Un secondo tempo da applausi per volontà ed intensità, che lascia ben sperare per la realizzazione del nostro sogno. Allora, al telefono ci dovrebbe essere per noi da Sport Italia Attilio Malena. Pronto? Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Ciao, grazie, ciao Attilio. Ciao, come va? Allora, tu... con una gioia nel cuore a questo punto. Sì, infatti. Allora, tu hai visto ieri la partita Catania-Siena. Raccontaci il nostro prossimo avversario. Sì, abbiamo seguito una sfida confermando che comunque il confine tra Inferno e Paradiso è talmente labile con Catania e Siena che hanno ormai imparato benissimo questa atmosfera. Un'altalena di emozioni infinita, una guerra giocata sui nervi e sull'intensità. Il Siena, per dire la verità, non ha mai voluto fare la comparsa al Massimino. Detto fatto, Santini ha portato momentaneamente il vantaggio del Siena in Paradiso, il Catania ha reagito con orgoglio, veemenza, prima Curiale e poi Lodi su calcio di rigore hanno ribaltato la contesa. Il Siena è rimasto perfino in 10, ma ha dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, di essere una squadra. E Guberti si è divorato addirittura il 2-2. Stiamo vedendo le immagini nel frattempo. Si vola e Guberti addirittura si è divorato il 2-2 in 10 uomini. Si è volato successivamente ai supplementari poco prima della fine, un calcio di punizione di Lodi che si è stampato sulla traversa. Questo per far capire le sliding doors, il calcio che può essere bello, il calcio che può regalare gioia, il calcio che può affossare e il calcio che per il Catania non ha potuto certamente far sorridere. Il terribile destino, possiamo tranquillamente definirlo così, con Mazzarani che ha sbagliato il calcio di rigore decisivo dopo l'errore di Blondetti. A questo punto il Siena che può proseguire la corsa verso il Paradiso, verso un sogno chiamato Serie B, e il Catania che resta negli inferi della Serie C. Ritornando sul Siena e ritornando sulla domanda che mi facevi tu, Silvia, il Siena, nonostante le tante assenze che avrà inevitabilmente a pescare in questa finalissima con il Cosenza, anche ieri ha dimostrato di essere una squadra tosta, una squadra che ha probabilmente anche la fortuna dalla sua parte in questo frangente, ma ribadiamo, gli assenti saranno veramente tanti e sono tutte assenze pesanti per una rosa che, mettendola magari a confronto con quella del Cosenza, non ha la stessa intensità e non ha la stessa profondità, magari anche di panchine e soprattutto di alternative per il tecnico Mignani, che tra l'altro sarà anche squalificato. Ah, quindi anche il tecnico sarà squalificato. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, volevo fare una domanda io a Attilio. Franco, buonasera, grazie per essere intervenuto. Attilio, ciao Franco. Sì, mi senti? Sì, benissimo, forte chiaro. Il Siena che hai visto il Cosenza di ieri sera, secondo te chi potrà fare la differenza nei 90 minuti e passa di Pescara del prossimo 16 giugno? Grazie. Ma io credo che ritornando sul Cosenza, il Cosenza se l'è presa con la forza, se l'ha presa con la determinazione ed è andato in finale ampiamente con merito, dimostrando una condizione fisica spaventosa. Io credo che la preparazione di Piero Braia nell'impegno di ieri sia stata ineccepibile, una preparazione straordinaria, una cura dei dettagli maniacale che conferma ancora una volta l'importanza di questo tecnico, mai come in queste competizioni. Ritornando al Siena, sicuramente l'attaccante Santini, che sarà squalificato, è stato uno degli uomini più importanti anche per il lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, ma il Siena, ribadiamo, non ha nel singolo la forza, ma lo ha nel gruppo, l'ha nell'intensità, nella voglia di raggiungere l'obiettivo, ma senza dubbio il Cosenza visto ieri non ha nulla da temere contro questo Siena. Poi sappiamo che le finali hanno una storia a sé storicamente, soprattutto il Pescara che rievoca dolci ricordi per la formazione di Piero Braia, ma sarà una finale intensa, mi aspetto una vera e propria battaglia. Sono stati playoff entusiasmanti dal punto di vista dello spettacolo, ma ritornando sul Cosenza di ieri, ripeto, prepotenza, perseveranza e una voglia matta di regalare una gioia
ad una cornice di pubblico veramente straordinaria. Scusami Attilio, parlavi di Santini squalificato, come mai? Perché comunque noi non lo abbiamo tra gli espulsi della gara. Boulevardi e Gerli, tra Boulevardi, Gerli e Michele Mignani, forse sarà stata una mia diminuzione, ma è senza dubbio in questo momento l'uomo più in forma di questo Siena, così come Marotta. Ma è certamente, ripeto, ritornando alla domanda che mi faceva Franco, quello da temere del Siena non credo sia singolo, anche perché, ripeto ancora una volta, il Cosenza ha forse qualcosa in più sotto l'aspetto prettamente tecnico guardando la carta, ma il Siena è una squadra ben allestita, è una squadra ben messa in campo, e questo sicuramente potrebbe essere uno dei maggiori pericoli per il Cosenza, la compattezza e la determinazione. Senti Attilio, abbiamo capito. Senti Attilio, allora due sono stati espulsi, Remondini e Ghiapichino, giusto? Sì, due sì, erano in Ghiapichino, diffida, Gerli e Boulevardi. Sì, Tu sì. forse c'è stato un lapsus, hai parlato di Santini. No, Santini non c'è stato. No, era Remondini. Ah, Remondini, benissimo, benissimo. Ok, va benissimo, grazie di essere intervenuto con noi. Grazie, alla prossima. Un saluto a tutti voi, alla prossima, ciao ragazzi. Grazie. Ti aspettiamo in studio. Le immagini potevano restare comunque, potevamo vedere i calci di rigore eventualmente. Blondetta Qua sbagliato. siamo sul 2-1. Aldo, Nel frattempo puoi intervenire, No, volevi dire qualcosa? abbiamo detto tante cose, stiamo dicendo tante cose, stiamo parlando di... Io non mi... poi fatto che ci siano 4-5 persone del Siena che abbiano avuto e che non giocheranno, questa è una cosa che non mi appartiene poco. Giustamente, come dice Malena, è il gruppo di questa squadra che potrebbe essere, poi quelli che arriveranno, che giocheranno, che sono in panchina e adesso devono subentrare a quelli che sono squalificati, è un'altra cosa, ma noi dobbiamo pensare di stare con i piedi per terra, tranquilli, sereni, e cercare di andare a Pescara e fare la nostra partita come sempre abbiamo fatto, perché noi fuori casa abbiamo dimostrato di saperci fare, di saperci far valere, per cui queste cose lasciamoli al tecnico. Per quanto riguarda il futuro, quello che sarà, se il Cosenza andrà o non andrà, ci sono tante cose che stanno lievitando a livello di... anche per esempio, se vogliamo entrare, anche Spezia-Parma, c'è un'indagine della Procura federale che sta andando avanti, ma pensiamo a questa partita, concentriamoci su questa partita. Quello che mi interessa in un posto che ho fatto stamattina è ringraziare ancora il Presidente Guarascio. Siamo rimasti in poco, caro Franco, tu ed io siamo rimasti quando il Presidente Guarascio ha subito delle mortificazioni. E ieri la cosa che mi ha fatto enorme piacere è vedere che i tifosi hanno applaudito Guarascio, che i giocatori hanno preso Guarascio e l'hanno fatto salire in alto più volte. Allora, qualche tifoso che è esagerato deve adesso chiedere anche scusa per quello che è avvenuto, perché Guarascio non meritava questo. Adesso Guarascio è andato sull'altare, noi eravamo con Guarascio prima e oggi, e saremo sempre con un Presidente che ci ha consentito di arrivare anche alla Serie B, perché ci arriveremo, e non ci ha consentito più di avere problemi. Non avevamo i pullman, non andavamo in trasferta, non avevamo la benzina, non riuscivamo a fare più nulla. Con Guarascio finalmente si sono messi i paletti, perché è un manager e ha tornato persone per bene. Federico è uno dei primi, di quelli che io ho il piacere di elogiare, perché è un amico, una persona che stimo moltissimo. Questa è la società, una società gestita a livello manageriale, imprenditoriale. Questo è il senso. E allora vogliono intervenire tutti, da Federico, da Antonio. Intervenire Massimo su, e poi Federico e Antonio. Sull'avversario? Sì. Ma su tutto, su quello che vuoi. Intanto sull'avversario io devo dire una cosa in onestà, da persona che piace il calcio e piace lo sport. Sabato non vedremo quello che potrebbe e che doveva essere la migliore espressione da una parte e dall'altra, ovvero sia il Cosenza e il Siena. Questo perché? Perché a mio parere c'è una falla nel regolamento della Lega, perché ritengo che a partire dalla prima giornata dei playoff portarsi dietro per soli 2 ammonizioni una squalifica e quindi gravare e penalizzare in modo a mio parere esagerato chi come il Cosenza è partito e ha disputato fino adesso ben 8 incontri, e arrivare alla semifinale o alle porte della finale con la defezione di giocatori che hanno subito solamente la seconda ammonizione. Penso che questo discorso viene meno al concetto che dovrebbe essere lo sport, cioè mettere nelle migliori condizioni le formazioni di disputare un incontro così delicato. Ora, arrivare alle semifinali e portarti ancora delle diffide come era capitato al Cosenza. Non dimentichiamoci che noi non più tardi di 3 partite fa avevamo un elenco a 2 pagine. 11. Era un elenco a 2 pagine.
Questa non è una cosa che sinceramente a me fa piacere, perché va bene, se tu sei espulso alla vigilia di una finalissima ci sta, ma che tu venga privato di un momento così importante. Per quanto riguarda il discorso di Guarascio, che giusto appunto fa bene e poi sentiamo Federico a sottolineare, io dico semplicemente che non dobbiamo neanche dimenticarci della metamorfosi che ha avuto questo Cosenza. Noi abbiamo assistito anche a delle prestazioni, onestamente, dire sottotono forse anche eufemistico, non ci dimentichiamo. Sì, sì. Io penso che il culmine noi l'abbiamo raggiunto nella partita contro l'Acracas, dove oltre agli addetti ai lavori, ai tifosi, penso che anche la società bene ha fatto a fare quadrato intorno ai propri giocatori, ma penso che lì sia stato anche una molla che è scattata, perché noi al di sotto di questo non 1000 persone avevamo. È stato un crescendo, un tale crescendo che addirittura in prospettiva playoff ha fatto saltare il Cosenza, ha fatto saltare il banco delle agenzie di scommesse, perché noi partivamo con una quotazione pari a 25, quando il Trapani e il Catania era a 5. Questo che cosa significa? Significa che quella finale paventata sulla carta, ovvero sia Catania-Trapani, è andata a farsi friggere. A quarta e 48. Ora arrivano due squadre, ma io aggiungo, pur rispettando il Siena, un Cosenza che atleticamente, psicologicamente è nelle condizioni ottimali per disputare questa finale. E se dovesse andare bene, per l'amor del cielo, tanto è il coronamento di un percorso mostruosamente positivo. Se va male, comunque, a mio parere, non possiamo che ringraziare. Grazie. E ci stanno seguendo anche, hanno detto, hanno visto la partita dal Canada, Ottavio e dice appunto, abbiamo seguito la partita e siamo pronti ad ospitare anche il Cosenza. Per una tournée. Per una tournée. Come si faceva una volta, sì, è vero. Quindi salutiamo anche loro. Sentiamo prima il dottore Federico, vuole intervenire, poi Antonio e Aldo in sequenza. Vai, Io dottore. innanzitutto volevo ringraziare quelle persone, tutti i tifosi, perché ieri è stato uno spettacolo meraviglioso, poi particolarmente le persone che sono state molto vicine a noi, l'amico Aldo rappresenta veramente una delle persone, una delle espressioni migliori della tifoseria cosentina. Quello che lui ha sempre detto è la realtà, cioè non si può inventare un presidente dall'oggi al domani, cioè nel momento in cui, io ricordo l'apice negativo, faccio una piccola divagazione, l'apice negativo non è stata la partita con l'Acracas, è stata l'apice negativo per quanto riguarda i numeri degli spettatori, perché eravamo 800 sugli spalti. L'apice negativo, quello che ha fatto scattare veramente una sorta di rivalsa da parte dei giocatori, è stata la partita contro il Render, in cui, ecco, oltretutto mi sono trovato con il presidente Guarascio e siamo dovuti andare via, c'era una contestazione veramente brutta da parte dei tifosi. È una cosa che magari non si è evidenziato. I ragazzi con la serietà, l'umiltà e la coscienza di aver fatto una brutta partita sono andati sotto il settore dove c'erano gli ultra a ricevere gli improperi da parte dei tifosi. E allora una squadra che dice è vero, abbiamo sbagliato, ci mettiamo la faccia. Quindi in quel momento noi probabilmente abbiamo raggiunto il momento peggiore, però proprio in quel momento è scattata quella molla per cui i ragazzi hanno fatto gruppo, quindi alla fine quella sconfitta, quel 3-0 casalingo col Rende, è stata veramente la molla che ci ha permesso di raggiungere determinati obiettivi. Ecco, quindi dal punto di vista di società noi ringraziamo tutti, particolarmente le persone che in quei momenti ci sono stati vicini, e vi assicuro che non sono stati pochi. Magari nelle immediatezze del risultato tutti quanti eravamo delusi, siamo stati così un po' accusati di tante cose, però ecco, abbiamo avuto una sorta di zoccolo duro che ci è stato vicino, questo è importante sottolinearlo. E ripeto, i ragazzi ci hanno messo la faccia, sono andati sotto la curva per dire abbiamo sbagliato, e da quel momento è cambiato tutto. Io volevo ringraziare, scusami, anche abbiamo fatto i ringraziamenti per tutti, però anche l'ufficio stampa del Cosenza Calcio, che in questo campionato Gianluca Pasca e i suoi collaboratori, la Luna eccetera, ci hanno messo in condizione di poter svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi. Grazie Gianluca Pasca. E un'ultima cosa, prima di passare la parola ad Antonio, dalle 16 potete intervenire in diretta telefonica all'84 17 20.
Antonio, io volevo fare i complimenti anche a Manuel Pascali, perché comunque non è, diciamo così, un giovane dell'Under 17 e mi dispiace che non potrà essere della finale, perché per me l'avrebbe meritata ampiamente, se non altro per l'attaccamento, l'impegno e insomma proprio la persona, ecco, che metto insomma a pari punti con Massimo Loviso. Insieme a Corsi credo che siano le 3 persone che hanno preso per mano i compagni dopo la partita citata prima dal direttore e l'hanno portata fino a Pescara. Quindi l'assenza di Pascali, se dal punto di vista tecnico chiaramente toglie qualcosa a Braglia, dal punto di vista temperamentale non credo possa sortire effetti negativi, perché resterà sicuramente al fianco dei suoi compagni fino al fischio d'inizio. Quindi li caricherà, non so se per regolamento può andare in panchina, in Borghese, questo non lo so, non può. Okay, però non può andare nell'ambito neanche degli spogliatoi, se no prende la squalifica. Allora sicuramente sarà in tribuna, fino a qualche come è stato ieri Camigliano con noi in alto. Caricherà assolutamente. E poi non dimentichiamoci che Pascali era uno dei calciatori social più in voga nel campionato cadetto l'anno scorso, e l'anno prossimo, volendo, potrà ritornarlo adesso. Allora, andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Braglia. Sono contento per i ragazzi perché se lo meritano, perché hanno fatto una grande partita, perché oggi credo che loro non abbiano mai passato la metà campo, o perlomeno poche volte. Abbiamo giocato con intelligenza, abbiamo fatto girare il pallone. Poi sapevamo che a un certo punto dovevamo fare qualcosa, anche perché Pasqualoni più di 60 minuti non le fa perché gli viene Grampi, perciò sapevamo che poi passavamo a 4. Tutto qui, dai, è andata bene, dobbiamo essere felici e poi vediamo che succede. Oggi lo stadio era una cosa eccezionale. Entrare dentro e vedere uno stadio pieno così a Cosenza, dopo che abbiamo vissuto, mi sembra una volta, 1000 rotti spettatori, mi sembra con l'Agragas, penso che di strada ne abbiamo fatta tutti insieme, che il merito è di tutti e adesso godiamoci questo momento. Io credo che i ragazzi tirino fuori quello che hanno dentro e hanno una componente importante secondo me che è il cuore. I giocatori sono ragazzi che hanno cuore, mai una polemica, mai nessuno che si è lamentato, anzi hanno fatto di tutto e di più per darmi una mano, perciò li posso solo ringraziare. E adesso ascoltiamo anche le parole del tecnico del Sud di Tirol, Paolo Zanetti, a cui dobbiamo dare atto del fatto che comunque abbia fatto i complimenti al Cosenza e insomma, ha saputo parlare, come si suol dire, ha saputo parlare. Vediamo. In realtà la partita l'ha vinta Baclé, più che Braglia, perché avere Baclé da mettere dentro è un'arma importante, lo sapevamo che il Cosenza ha un parco attaccanti di tutto rispetto, l'hanno dimostrato perché comunque Baclé ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi non avevamo più la forza fisica e mentale per controbattere, non riusciamo più a ripartire. Credo tuttavia che il Cosenza abbia meritato di passare questo turno. Credo che il Cosenza sia stato superiore nelle 2 partite, sicuramente dal punto di vista tecnico, questo è innegabile. Noi abbiamo giocato le nostre caratteristiche, che sono quelle di difenderci bene e soprattutto utilizzare un cuore incredibile. Noi siamo una squadra costruita per salvarci, siamo arrivati secondi in campionato con almeno 8 squadre sulla carta più forti di noi, perché abbiamo avuto una continuità psicologica e fisica pazzesca. Oltre a un'organizzazione difensiva che comunque anche questa sera, soprattutto il primo tempo, il Cosenza non ha avuto vita facile nel farci gol.
E nel secondo tempo poi, bisogna essere onesti, ci ha schiacciato in area e noi siamo riusciti a uscire, quindi ripeto, ha meritato di passare questo turno. Allora, abbiamo sentito anche gli applausi da parte della sala stampa all'indirizzo del tecnico del Sud di Tirolo. Massimo. Sì, non deve passare inosservato questo passaggio, perché è un passaggio a mio parere molto significativo. È una sala stampa dove non c'erano tifosi, c'erano addetti ai lavori. Quindi gli applausi sono partiti dagli addetti ai lavori, che hanno dato merito e riconoscenza a un tecnico che ha detto esattamente le cose che la gente ha visto sia all'andata che al ritorno, perché tante volte ci sono persone che si rifanno ai semplici highlights di 3 minuti e mezzo e dicono di essere in grado di giudicare l'andamento di una partita. Quando tu poi vedi la partita in toto e trovi un allenatore che con grandissima onestà si presenta davanti ai microfoni e riconosce la superiorità dell'avversario, penso che è partito spontaneamente l'applauso, voglio dire, ma non perché hanno parlato bene del Cosenza, proprio perché forse anche per scaricare noi dalla tensione è uscito questo applauso. Però devo dire che Zanetti, perché io l'ho seguita nel corso di questa settimana, ha sempre parlato benissimo del Cosenza, squadra, al contrario di polemicucce di basso livello che abbiamo avuto modo di assistere, ma questo fa parte anche del gioco, perché si prepara la partita e quando tu attenzioni, quindi all'esterno attenzioni l'avversario e lo sottolinei e cerchi di denigrarlo, è lì che hanno, secondo me, il massimo del timore nei confronti dell'avversario. Io volevo aggiungere solamente una cosa. Massimo, hai terminato? Prego. Io vorrei aggiungere solamente una cosa, concordo con te sul fatto che l'applauso secondo me è stato il messaggio più importante di quello che poi ha detto Zanetti in conferenza stampa, ma non dimentichiamo che viene dalla scuola di Valotti, viene dalla scuola di Mutti, viene dalla scuola dell'Atalanta, quindi persona per bene, persona onesta, persone che inquadra le cose in un certo modo, e Valotti lo ha anche, come dire, informato su quello che è l'ambiente di Cosenza e su quello che era la dirigenza del Cosenza. Scusa, aggiungo solo un'ultima una cosa a tutto questo contesto, perché è anche giusto dare merito agli avversari. Mi trovavo sul terreno di gioco a fine partita, così come tutti i nostri tifosi applaudivano i nostri giocatori, i tifosi, pochi, 9 tifosi del Sud Tirolo, applaudivano i nostri giocatori. I giocatori loro già erano andati via e questi tifosi del Bolzano applaudivano, abbiamo pure scambiato qualche battuta, cioè, loro hanno ammesso che il Cosenza ha giocato meglio, che sicuramente era più forte, e quindi ecco, magari c'era la rabbia per aver preso il gol all'ultimo secondo, però ecco, applaudivano, quindi è una cultura, una mentalità che... Scusami Carlo, neanche la rabbia, perché Zanetti è stato intervistato dal collega Lopez nell'immediato e ha ripetuto esattamente le stesse parole, quindi non è stata neanche la coscienza l'aver preso che non è da tutto. Vincono il premio Fair Play. Ti faccio parlare subito dopo la pubblicità. Benissimo. Ok? Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la terza parte di Replay. Vi ricordo che potete intervenire allo 0984 84 17 20. Allora, interventi rapidi. Partendo da Aldo. Poi devo fare tante domande 30 secondi per dire che... Sì, arrivano tante domande del dottore Federico Pullman, treni, l'ira di Dio. Onestà intellettuale che mi contraddistingue, devo chiedere scusa ai giocatori, perché io quando c'è stata la partita che Federico richiamava, che abbiamo perso corrente 3-0, sono stato brutale. Ho detto che probabilmente i giocatori più che a giocare pensavano ad andare in ferie. Sì. Quindi mi sono sbagliato. Me lo ricordo perfettamente. E quindi faccio venia e dico ai giocatori: scusatemi, ma io quando sbaglio e quando dico le cose fuori luogo, poi ho la capacità e l'umiltà di dire che ho sbagliato. E poi devo dire anche un'altra cosa, devo dire che mi devo ripetere anche su Trinchero. Onestamente ha fatto un buon lavoro. I giocatori poi hanno dimostrato alla lunga di essere giocatori all'altezza, con il cuore e con il Cosenza
che l'hanno trascinato dove l'hanno trascinato, per cui faccio menzione a me stesso, chiedo venia, si può sbagliare, io che sono uno che spesso va a confessarsi, quando si confessa bisogna dire tutti i peccati, questi erano due peccati che volevo confessarmi. Gli fa onore, e quindi vi ringrazio, ciao. Ciao. Telefonata, C'è una telefonata, pronto? 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 Chi è in linea? Buonasera, sono Mauro Celebre. Salve, buonasera. Sono vecchissimo tifoso del Cosenza, quindi un saluto lo mando a tutti voi, ma in particolare al mio caro amico Carlo Federico, col quale sono stato compagno di scuola al liceo classico e quindi mi legano dei ricordi bellissimi a lui. Anche il fatto che abbiamo iniziato insieme la nostra breve carriera di arbitri di calcio. Mi permetto solo di dirvi una cosa, vi lascio subito, perché immagino che arriveranno tante telefonate. Solo ricordarvi una cosa al caro Carlo. Ecco, di dire ancora una volta a Braglia, in vista di questa bellissima partita che andremo ad affrontare sabato a Pescara, palla a terra e pochi lanci lunghi e noi si vince la partita. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Grazie mille, buonasera. Grazie. Puoi rispondere Carlo, questo amico tuo del liceo? Mauro ci conosciamo sì, da sempre, da una vita. Sì, è un qualcosa che mi ha detto più volte, ma credo che il Cosenza lo stia facendo, cioè è una squadra veloce che gioca molto sugli scambi brevi e poi lancia per le nostre punte che sono velocissime, quindi è il gioco anche di Braglia, per cui sì, speriamo che ci dia frutti anche contro il Siena questo tipo di gioco. Allora, un saluto a Mauro. Allora, da ieri sera sui social principalmente impazza il tam tam Road to Pescara, perché praticamente c'è quasi una città, almeno da quello che si legge, che vorrebbe partire alla volta di Pescara. Si prevede un esodo abbastanza importante e giustamente i tifosi ci chiedono da più parti. La società è a conoscenza già dei settori che verranno riservati ai tifosi del Cosenza, è in programma di fare dei pullman, addirittura alcuni parlano che vorrebbero il vecchio treno dei tifosi che portò a Pescara negli anni dello spareggio. Ecco, tu hai delle notizie ultime? Sì, allora le notizie che ho sono queste. Mi sono sentito pochi minuti prima di entrare in trasmissione, di venire in trasmissione con il nostro segretario Andrea De Poli, sempre molto presente anche lui, molto preciso, il quale ha contattato la Lega stamattina ma ancora non hanno determinato praticamente nulla. I settori mi diceva per telefono che non sono stati determinati, nel senso che ancora le due curve sono chiuse. Per quanto riguarda il discorso dei treni, pare che è un discorso che debba cadere perché non ci sono le condizioni. Per ciò che riguarda invece i pullman, so che c'è un interesse molto fattivo da parte del Comune di Cosenza, nella fattispecie da parte del capo di gabinetto, il dottor Molinari, dell'assessore Vizza, ma anche di altri enti. Diciamo che la partita è finita contro il Sud Tirolo poche ore fa, quindi ci stiamo attivando subito. Io stesso ho ricevuto molte telefonate anche da tifosi storici tipo Padre Fedele, tipo il presidente del centro coordinamento Domma. Ancora ecco, è un qualcosa che dovremmo sviluppare al più presto, però il tempo ancora non c'è stato perché noi possiamo dare delle risposte. Ripeto, l'unica certezza è che il discorso dei treni organizzati è un discorso che è destinato a cadere. Per legge. Anche per legge. Il discorso dei pullman si può attivare, noi chiaramente facciamo come società, non possiamo entrare direttamente nell'organizzazione, quindi è un qualcosa che demandiamo ai nostri tifosi. Oltretutto so che c'è un gran movimento anche dal centro e dal nord Italia e anche da Cosenza, molti verranno con le proprie autovetture, quindi il discorso organizzativo dei pullman, ripeto, è ancora in itinere. Benissimo. Però già si sta muovendo qualcosa, benissimo, soprattutto da parte del Comune. Bene, non so se dalla regia potremmo chiamare anche Filippo Veltri. Enzo, abbiamo il numero di Filippo Veltri, ci dovremmo mettere in contatto con lui. Vedi un attimino, grazie. Nel frattempo puoi andare avanti, Silvia. Invece volevo chiederti, si sa già la capienza dello stadio di Pescara?
Allora, lo stadio di Pescara non è il famoso Adriatico in cui giocammo la memorabile partita contro la Salernitana, lo spareggio per rimanere in serie B. È lo stesso stadio, solo che sono stati fatti dei lavori importanti, in quanto nel frattempo Pescara è stata pure città organizzatrice dei Giochi del Mediterraneo. È uno stadio che, come tutti gli stadi moderni, ha un accesso nominativo, per cui la capienza, che allora era di circa 30.000 spettatori, è stata sensibilmente ridotta. Però assolutamente intorno ai 20-25.000 spettatori, ma c'è posto in abbondanza per tutti. Noi speriamo che la nostra tifoseria sia la più colorita, la più rumorosa e chiaramente la più numerosa. Ma penso che non ci siano dubbi. Arrivano un mare di messaggi proprio per queste cose. Il dottore Federico penso sia stato esaustivo, ancora oggi è lunedì, insomma in settimana sicuramente se ne saprà di più. Silvia. Antonio, allora, cosa pensi di questo esodo? Cioè, secondo te quali potrebbero essere i numeri? Io credo che alla fine potrebbero essere intorno ai 6-7 mila tifosi che si recheranno a Pescara. Questo facendo delle stime magari al ribasso, perché poi magari come per la partita con il Sud Tirol la febbre ha contagiato tutti, potrebbe farlo la stessa cosa poi per la finale. Io credo che da una base di 6-7 mila tifosi si possa partire. Aldo, tu dicevi sempre una telefonata, sì, i 10.000 di Pordenone, adesso insomma da oggi in poi diremo i 17.000 del Sud Tirolo. Dirò qualche cosa di... Vediamo la telefonata prima, Aldo. C'è una telefonata, pronto? Ciao, buongiorno. Filippo. Salve, grazie di aver risposto subito. Allora... Qui c'è fermento... Non eravamo 17.000, eravamo di più però. Sì. Sì. Allora... Eravamo 20.000, giovanottoni. È vero, l'abbiamo detto Filippo. Allora, c'è fermento appunto in città per sapere un po' come muoversi per questo esodo a Pescara. Non lo so, se non si organizzano dei pullman... sia da parte dei club che da parte delle istituzioni la vedo complicata, perché è un po' lontana Pescara, non è una cosa che ci si può organizzare in massa con le macchine. Ovviamente le macchine andranno, ma ci vuole un'organizzazione in cui devi mettere almeno 50-60 persone in un mezzo per arrivare alla cifra che voi dicevate prima, per arrivare a 10.000, quindi ci vuole uno sforzo anche di reperire da subito i pullman, non è una cosa semplice, perché fra l'altro trattandosi di un giorno feriale le ditte avranno i mezzi impegnati nelle tradizionali corse, quindi questa è la prima cosa che io sto dicendo a tutti quanti, istituzioni e non, cioè se non arrivano a contattare le varie ditte che ci sono in provincia e in regione succederà un problema. La questione di biglietti è marginale, nel senso che è risolta, non ci sarà un problema di accaparramento di biglietti perché c'è posto per tutti. C'è però il problema vero è questo qua della logistica, che bisogna risolvere al massimo entro dopodomani. Aldo? Non sono d'accordo con questa tua, perché chi vive la città, chi vive la periferia, ti posso assicurare che stamattina io mi sono fermato a Corso Manzina ad un bar proprio per parlare di queste cose, c'era una massa di tifo enorme. Abbiamo chiamato, io mi sono permesso di chiamare amici miei che fanno noleggio, hanno pullman. Ti posso assicurare che avere un pullman oggi è difficilissimo, perché io penso che ci sarà un'invasione, ci sarà un'invasione di tifosi cosentini che sarà il triplo rispetto a quella uno per volta. Ascolta quando parlo. Fammi finire. Ascolta quando parlo. Io ho detto questo, che cosa non sei d'accordo? State dicendo la stessa cosa. Su che cosa non sei d'accordo? Non sono d'accordo sul fatto che tu dici quello che hai detto prima. Io non... Cioè che cosa? Ma non lo vedo, io ti ho sentito dire che tu probabilmente hai parlato di biglietti, di pullman e di organizzazione di certo modo. Io penso che c'è, lievita nella... Ma perché te la prendi? Stai qua Filippo? Ma se ne stai Aldo, Filippo è uno che ti sta dicendo le cose, state dicendo la stessa cosa. Ma io per lui mi interrompe, perché non mi fa parlare? No, ha detto che cosa gli contesti, che cosa gli confuti. Non sono d'accordo sul fatto che lui abbia un po' di pessimismo sul fatto che ci possa essere una massa di tifosi di Cosenza
a 10.000 persone, solo che cosa non ti ho interrotto, ti sto dicendo che non sono d'accordo sul fatto che tu hai un po' di pessimismo, sul fatto che i cosiddetti in 10.000 non vadano a pescare, solo questo. Poi tu potresti che hai ragione tu, ci mancherebbe. Non ho capito perché te la prendi, Filippo. Ma chi l'ha detta questa cosa qua, Gennaro? Chi l'ha detta questa cosa? Ma io forse... Vabbè, c'è Massimo Mitidieri. Ho capito male, Filippo. Chiudiamo questa querela, dai, per cortesia. Massimo Mitidieri, vai Massimo. Stammi a sentire quando parlo. Ho detto che per portare 10.000 persone a pescare ci vogliono i pullman, punto e basta, hai capito o no? Ok. Vabbè. Professore Veltri, buonasera, sono Massimo Mitidieri. Ciao Massimo. Ciao. Parliamo di calcio per cortesia. È vero. Allora, non ho capito. Premesso che la finale ormai è una manifestazione a sé stante, penso che noi in questa stagione abbiamo vissuto di tutto, di positivo, di negativo, penultimo posto in classifica, sconfitte. Mi riesci a dare 2 flashback di positivo e di negativo di quello che tu hai visto quest'anno? Allora Massimo, visto che io e te ne parliamo sempre, certo. Io vorrei, prima di rispondere alla tua domanda, ognuno ovviamente parla per sé, io parlo per me, poi tu parli per te, e Klausi parla per sé, che ognuno di noi all'inizio e anche a metà della stagione pensava che noi potessimo arrivare a questo. Io ti ripeto, ognuno parla per sé, non ci credevo. Noi dobbiamo essere onesti con noi stessi, giusto, almeno io lo so. Franco il conduttore non lo voglio tirare in una trappola, quindi Franco se poi lo vuole dire Filippo, ci conosciamo da una vita, insomma, siamo stati 8 anni compagni di scuola da bambini, quindi non ci credevamo. Dopodiché è successo un miracolo. Io ieri sera, mentre andavamo bloccati nel grande caos assieme al Presidente, parlavamo di una cosa che secondo me dobbiamo riflettere tutti. Quando è arrivato Braglia, noi eravamo penultimi. Sì. Essere arrivata a giocare la finale ha un significato assolutamente impensabile. Premessa mia, risposta alla tua domanda. L'elemento, mi pare che tu dicevi, qual è cosa rimane, diciamo, quali sono i due flash che ti rimangono impressi di questa stagione? Il derby col Rende, e ti dirò, la molla che ha fatto scattare secondo me poi la squadra è stata la partita con la Leonzi. Benissimo. Antonio. C'è Antonio Klaus. Salve Filippo, buonasera. Ciao. Io volevo chiederti una cosa. Sono del tuo stesso parere sul fatto della fiducia che si aveva nei confronti del percorso del Cosenza durante il campionato, molto bassa anche da parte mia, non mi aspettavo che di certo si potesse arrivare in B o alle porte della Serie B. La domanda che ti pongo è questa, perché è anche il mio pensiero, quindi te lo pongo in questa maniera. Pensi come me che sia stato Braglia a salvare capra e cavoli e tutto l'ambiente rosso-blu? Non lo so se è stato solo Braglia sicuramente ci ha messo del suo, però in questo momento io vorrei ricordare, rifacendo in maniera pubblica, cosa che invito tutti, rifacendo un'autocritica che io ho fatto su Ten alcuni giorni fa, perché soprattutto voi tre con i quali parlo spesso per motivi di lavoro, sapete, perché io non mi nascondo dietro un dito, qual è il mio giudizio sull'operato di Trinchero, non sull'uomo Trinchero, sull'operato di Trinchero. Che io sono qui a fare una pubblica autocritica, nel senso che avevo non calcolato pienamente alcune cose che lui aveva fatto, soprattutto nel mercato di gennaio. Quindi ti rispondo, Braglia sicuramente, Trinchera ci sta mettendo del suo, anche nel rapporto con la squadra, Dopodiché, su questo certo che ci dobbiamo fare invece tutti quanti un merito, e io me lo prendo il merito. Ma voi ci siamo scordati di quello che sta facendo Ciuzzi. Sì, è vero. Ci siamo dimenticati di quello che sta facendo Gigino Pincente. Ci stiamo dimenticando di quello che stanno facendo il preparatore dei portieri, Fischetti, i medici, di un'organizzazione societaria che unica in questo panorama porta
sempre almeno un medico nelle trasferte e che quindi anche c'è una cura. Qua vedo Federico che è direttamente interessato a questa vicenda e che quindi nella cura, nell'analisi, nel recupero degli infortunati, queste cose mica nascono a caso. Braglia, è ovvio, Braglia era un comandante della squadra, cioè, se lui non li teneva tutti. Guardate, io entro negli spogliatoi ieri sera per l'ennesima volta. Ti hanno fatto fare il bagno nella vasca, ci hanno detto, sì, è vero? Sì, perché c'è un rapporto di un anno molto stretto e fraterno con Baclé, perché io andai all'ospedale di Pordenone quando lui si infortunò in quella tragica partita. Insieme a Federico, sì. E voi lo sapete che invece voi li seguite tutti i giorni. Loro hanno creato un gruppo che è una cosa incredibile, guardate, è una cosa che succede soltanto nelle grandi squadre, nelle squadre di Serie A, nelle squadre internazionali. E loro, come dice Abraglia, in questo ha perfettamente ragione. Non è che ci credo io, ci credono loro. Vero. Anche ieri sera... Federico vuole rispondere, sì, perché siamo sui titoli di coda. Federico, rispondi a Filippo che chiudiamo. Io sono d'accordissimo su quello che dice Filippo, oltretutto è un dato che magari tante volte non si sottolinea. Noi siamo l'unica, assieme ad altre due squadre, una delle 3 squadre del girone meridionale che in casa e fuori casa ha il medico sociale, porta il medico. Dottore Bonofiglio insieme al dottore Costabile. Sì, o uno o l'altro, quindi anche questo sono quei particolari magari che la gente a volte non riesce a cogliere, però ecco, anche da questo punto di vista veniamo ad essere visti con molta professionalità, con molta attenzione anche dalle squadre che ci ospitano. Una delle 3 squadre che abbiamo il medico sempre, benissimo, sia in casa che fuori casa. Bene, allora ringraziamo Filippo Vetti di essere intervenuto. Ciao Filippo. Buona serata. Salve. Allora, siamo in chiusura, Silvia, sì, che vogliamo salutiamo fare? anche i nostri fedelissimi, Elio Principato e Tonino Tozzi. Come no? Elio giustamente diceva, ma perché non fare anche dei voli charter dei tifosi? Se si parla di 300-400 tifosi a volo, insomma, si potrebbe anche pensare, perché no, ci sono dei voli privati, no? Anche da, sì, da però Mezza, valutati i costi. Vanno valutati i Sud costi. Tirolo è venuto con una Però se se il numero è consistente, insomma, È chiaro. perché no? Se ne può parlare. Se ne può parlare, Comunque, perché no? seguiremo ovviamente gli sviluppi anche in settimana. Antonio, al Facciamo momento questo giro finale. la partita è fissata per sabato 16 alle 20:45. Potrebbe esserci un cambio d'orario? Non lo so, sembra che ci sia... Ah, c'è il Castrovillari, scusatemi. Sì, però vai, Scusate perché ci chiamano dalla regia, subito abbiamo 2 battute e 2 filmati per il Castrovillari che ha raggiunto la Serie D, vai. Per il momento è fissata alle 20:45, quindi non dovrebbero esserci novità, a meno che, visto che in contemporanea c'è la partita Frosinone-Palermo per la Serie B, magari gli operatori televisivi non vorrebbero questa accavallamento, è vero. Bene, presi all'entusiasmo, ci siamo dimenticati di fare gli auguri al Castrovillari che è approdato in Serie D. Ieri ha vinto lo spareggio davanti anche un pubblico abbastanza contro l'Agropoli, giusto? Contro l'Agropoli, ha vinto 1-0 con rete di De Simone, e pregherei la regia di mandare velocemente le immagini. Grazie Enzo. Gran gol, grandissimo gol di Armando De Simone. Con questa perla di Armando De Simone messa a segno al 27esimo del secondo tempo, il Castrovillari di Patron Di Diego stacca il biglietto per la Serie D, entrando dalla porta principale. La Castrovillari si riappropria. Vabbè, la Serie D a Castrovillari ci sta, dai. Categoria molto più consona ai rossoneri. E adesso parte il sogno. Avevamo una voglia di riscatto, noi della società, tutti quanti i ragazzi. Un plauso a questi ragazzi, un plauso al mister, un plauso a tutto lo staff, un plauso a noi perché non abbiamo mai smesso di crederci. Io ho sempre pensato che nella vita le delusioni e le gioie siano strettamente correlate alle aspettative. Credo che queste nostre aspettative siano cresciute giorno per giorno, questo è anche il nostro credere ad ottenere questo risultato. Sono contentissimo, poi uno che viene da fuori, riuscire a vincere un campionato fuori il suo paese è una cosa spettacolare. Che non era facile dopo l'anno scorso ripartire, ricominciare e soprattutto rivincere. Grazie a tutti, grazie alla nostra società, grazie perché siamo persone che lo facciamo con il cuore. Questa passione, questa attenzione per Castrovillari, in questo caso la Castrovillari calcissimo, speriamo che sia di buon esempio per tutti, perché questo entusiasmo deve essere contagioso per le cose buone.
Allora, avevamo dimenticato una cosa importantissima. Il tempo la diciamo c'è. adesso. Ieri allo stadio San Vito Marulla si è fatto un minuto di raccoglimento per una grande tifosa che ci ha lasciato prematuramente, una tifosissima del Cosenza, una persona eccezionale, una madre che appunto è Paola Bosco, quindi anche giungono ai familiari le condoglianze da parte di tutta la redazione di TEN. E anche da parte della società. E anche da parte della società. Allora Antonio, brevemente, allora 2 cose. Uno, dopo sarai in onda con la tua trasmissione, ci sarà radiofonica? Sì, su Radio Cosenza Nord, 101esimo minuto del lunedì, avremo un ospite molto importante, il sindaco Mario Chiuto, che interverrà ai nostri microfoni, oltre a lui anche il procuratore Di Baclè, che ci darà qualche notizia sul suo futuro e sui suoi altri assistiti, e poi c'è un altro ospite a sorpresa che non vi svegliamo. Benissimo. Benissimo, 10 secondi, un pronostico, Massimo? No, non lo fai. Dottore Federico? L'ultima volta che ho fatto il pronostico... Allora i saluti e basta. Vabbè, Aldo? Neanche. Comunque vada, assolutamente. Comunque È vada, vero. è comunque un Serie successo. B e basta, io dico e Serie B e facciamo basta. i complimenti al Presidente Guarascio. Allora, Grazie. salutiamo Franco. Grazie, salutiamo grazie Antonio Silvia, Crausi, grazie. Massimo Mitidieri, Buonasera. il dottore Federico e Aldo Cennamo. Salve. Ci vediamo lunedì 18. E incrociamo le dita. E incrociamo le dita, sempre a replay. Arrivederci. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.